È lunga e complessa la storia del Parco di Lambioi. I 75.000 metri quadri lungo il Piave appartengono alla Regione Veneto. Il progetto per ricostruire quanto distrusse Baia è del Comune di Belluno. I finanziamenti arrivarono dallo Stato. Jacopo Massaro, allora sindaco, fu quello che diede il via alla progettazione del recupero. Trovammo per fortuna copiosi finanziamenti, dovremo fare tutta una serie di progettazioni e di affidamenti di lavori per recuperare l'area e renderla nuovamente parte della comunità bellunese, seppur di fronte a delle innovazioni di carattere legislativo dovute a Vaia, cioè norme di sicurezza più elevate di prima. Terminata la stagione di Massaro sindaco e salito Oscar De Pellegrin a Palazzo Rosso, da assessore ai lavori pubblici il primo ad occuparsene fu Franco Roccon. Lì il progetto è molto vasto, riguarda l'opera di Lambioi, riguarda le opere di via Lambioi, riguarda le opere di via Tiziano Vecellio, cioè è un cantiere aperto, diciamo, su tutto. Ecco lì forse l'operazione che il Comune poteva fare, io sono via da quasi un anno, ma poteva fare uno spin-off delle aree di cantiere già finite sostanzialmente, no? Quello che rimane ancora in piedi è da fare, mi pare, l'area sosta camper e conseguentemente tutto il resto. E i ritardi conseguenti sono dettati da carenze progettuali iniziali. Il laghetto in fondo, che è un acquitrino, l'avevo già sottolineato in fase di costruzione che era troppo alto rispetto all'effettiva portata dell'acqua del Piave. Mi è stato risposto che veniva deviato il Piave e riportato dentro, in realtà non è così. Cioè ci sono opere progettuali che vanno bene e opere progettuali che non vanno bene. Se il vice sindaco Gamba, attuale assessore ai lavori pubblici, ci aveva fatto l'ipotesi del prossimo agosto e l'ex assessore critica parte della progettazione, non la pensa così e non è così ottimista l'ex sindaco Massaro. Ciò che non ha funzionato sicuramente non è né la progettazione né l'esecuzione dei lavori, che evidentemente sono stati fatti per tempo. Il punto è questo, che quando si fanno le opere pubbliche poi dopo è necessario fare una serie di carteggi, collaudi e altre cose. Per fare questo tipo di operazioni ovviamente occorre anche un certo impegno da parte dell'amministrazione, perché altrimenti queste procedure si dilatano nel corso del tempo. Ma non è una scusante, perché comunque si poteva aprire il Parco di Lambioi anche in assenza di collaudi. È una cosa che abbiamo fatto su tante opere pubbliche diverse. Chiaro che questo richiede impegno, tempo e anche un po' di capacità di sapere dove mettere le mani. Ecco. Posso immaginare che nei primi mesi della primavera del 2027 alla fine probabilmente si daranno da fare per aprirlo, cioè con 2 anni di ritardo.